Sindaco, buongiorno, è venuto a portare la solidarietà della città. Certo, questi sono episodi che non siamo abituati a viverli e non vogliamo abituarci. La vicinanza di tutta la città alle due farmaciste vittime ieri della rapina nel cuore di Treviso. L'azione, con quella che è sembrata la pistola scoperta da un calzino di un lupo solitario verso le 14:30, raccontata così da una delle due protagoniste. È semplicemente entrato, ha fatto il giro del bancone, ha puntato la pistola, mi ha detto dammi i soldi. Gli ho detto prenditeli, no dammeli tu, glieli ho dati. Io ero anche abbastanza tranquilla, non so se poi è carattere o magari non realizzazione di quello che stava, di quello che stava succedendo, però ero tranquilla. E adesso? Sono uguale, sono veramente tranquilla uguale, nel senso non è cambiato niente per quanto mi riguarda. Ho continuato a lavorare anche ieri dopo che è successo, quindi non... Giovane di media altezza, italiano ma senza accento veneto, si è presentato con berretto ed occhiali neri come un qualsiasi turista. Sembra che abbia atteso il momento in cui la farmacia non aveva altri clienti e quindi probabilmente era qui fuori che passeggiava, attendeva il momento buono per entrare in una condizione ideale per non creare più di tanto confusione o allarmismo. Quanto ha portato via, che avete contato più o meno? Sui 500-600 euro. Poi un particolare che rende inusuale l'azione. Mi ha ringraziata e poi è andato via. Ha proprio anche detto grazie. Sì, mi ha detto grazie e poi è andato via. Inusuale anche per la selva di telecamere che l'hanno ripreso, immagini ora nelle mani della polizia per le indagini. Stiamo lavorando in sinergia con la questura e con i carabinieri, insomma lasciamoli lavorare. Diciamo che le modalità sono abbastanza così strane per una rapina, nel senso che a volto scoperto, in pieno centro, su una zona che è davvero piena di telecamere, però evidentemente la disperazione di questa persona l'ha portata a fare questo gesto. Per il sindaco comunque un caso isolato. Continuiamo a vivere in una città assolutamente sicura, episodi come questo non vanno bene e dobbiamo lavorare perché non avvengano, però poi non dobbiamo nemmeno farci prendere al panico nel momento in cui un disperato fa questo tipo di azione. È un fatto isolato, grave, ma resta isolato.